Buonasera a tutti. Allora, mentre le ultime persone entrano in sala, io volevo anzitutto ringraziare voi che siete qui presenti e che avete vinto il caldo allucinante che c'è oggi e vi siete decisi ad uscire di casa per venire qui questa sera ad ascoltare la conferenza il racconto di un ospite che davvero non ha nessun bisogno di presentazioni perché tutti lo conosciamo, la tua fama ti precede, come ben sai. Mi piace soltanto ricordare due cose da presidente, quindi rappresentante del Lions Club San Daniele, cioè che Angelo Floramo, oltre ad essere l'intellettuale, lo studioso, lo scrittore che tutti conosciamo, è un nostro socio onorario e 4-5 anni fa lo abbiamo anche insignito della Melvin Jones Fellowship, che è il più alto riconoscimento civile che Lions International conosce. È un riconoscimento intitolato al fondatore del Lions International e noi abbiamo deciso di insignirne il nostro Angelo per la sua instancabile attività di studioso, scrittore, ma anche divulgatore e posso dire, credo senza timore di offenderti, di cantastorie, girovago Sopra- Soprattutto quale tu Girona. sei. Per inciso, ecco, in quest'anno in cui ricorre il 50° del terremoto, Angelo Floramo ci ha regalato questa sua ultima fatica letteraria, che stasera però non presenta perché lo farà domani sera, visto che non sta fermo un momento, e si tratta del volume intitolato L'estate indiana del 76, cioè quell'estate in cui i bambini friulani come i nativi americani hanno dormito in tenda. Grazie Angelo perché accetti sempre il nostro invito con grande disponibilità e grande entusiasmo. Quest'anno, come già abbiamo fatto in passato, abbiamo deciso di chiudere la nostra annata laionistica con te e abbiamo deciso di aprire al pubblico questa serata di chiusura. Che cos'è il Lions Club per chi non lo conosce? È la piccola costola locale di un'organizzazione internazionale che è la più grande organizzazione di volontariato al mondo, attiva in oltre 200 paesi, conta quasi 1,5 milioni di iscritti, che svolge attività benefiche a favore dei territori di riferimento e di tutte le realtà che nel mondo hanno bisogno di un intervento nei settori della cultura, della salute, dell'infanzia. Anche noi nel nostro piccolo un po' di cose le facciamo e cerchiamo sempre di operare con ricadute positive sul nostro territorio di riferimento. Penso solo alle cose che abbiamo fatto quest'anno, dalle visite guidate alla chiesa di Sant'Antonio, alla rappresentazione dei Tours dal Friul di Pierpaolo Pasolini, qui al ex Cinema Splendor, in questa sala, nel 50° della morte di Pierpaolo Pasolini, cioè il 2 novembre scorso. Ma penso all'informazione sanitaria per gli studenti delle scuole medie, allo screening per l'ambliopia che svolgiamo nell'Istituto Comprensivo di San Daniele e di Maiano, penso all'offerta di un programma di scambi giovanili per gli studenti delle scuole superiori del Manzini e penso a tante altre iniziative che adesso non riesco a ricordare una per una. Eh, Come facciamo a fare tutto questo? Lo facciamo grazie ai contributi che riusciamo a raccogliere e perché possiamo continuare a fare quello che facciamo e perché possiamo fare sempre di più, se volete, se potete, dateci un piccolo contributo anche voi che siete qui presenti questa sera, di modo che la prossima annata possa essere piena di impegni e magari per noi ancora più impegnativa di quella che questa sera si conclude. E per festeggiare con voi la chiusura di questa annata del Lions Club San Daniele, dopo
la conferenza di Angelo, siete tutti invitati per un brindisi e una fetta di prosciutto, sperando che il caldo ci dia un po' di tregua sotto la loggia della Biblioteca Guarneriana. Grazie ancora a tutti e un applauso per il nostro Grazie. ospite, Angelo Floro. Grazie. 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 Ma grazie per le belle parole, grazie a chi ha pensato di organizzare questa serata e grazie a tutte voi e a tutti voi di essere presenti. Non sarò lunghissimo perché non è che la fama mi precede la fame generalmente, quindi essendoci poi il rinfresco cercheremo di essere abbastanza concisi, però perlomeno mettiamo insieme una serie di memorie legate a, come dice il titolo di questa chiacchierata, la biografia del terremoto, perché l'abbiamo sperimentato il 6 maggio del 1976, io non lo toccherò chiaramente questa sera, ma arriveremo fino lì, ma il Friuli è terra in cui l'Orcolata ha fatto tana e l'ha fatta da centinaia di migliaia di anni. Se possiamo godere di questa cerchia meravigliosa alpina, queste montagne che ci chiudono e ci abbracciano in un paesaggio che è splendido ed è incredibile proprio perché insomma le zolle tettoniche qui hanno giocato con tutta la loro forza, con tutta la loro potenza, con una energia spaventosa, incredibile. L'Africa che spinge e che fa elevare queste cime che rappresentano buona parte anche della nostra identità. Uno neanche riesce a immaginarsi il fragore immane, spaventoso che deve aver prodotto questo corrugamento della terra, prima ancora che l'uomo fosse uomo, e di questo noi non possiamo ovviamente occuparci questa sera. Io per i 40 anni del terremoto ricevetti dalla Patria del Friuli una sorta di mandato. Mi chiesero di corredare le rubriche per quell'anno, io collaboro e sono molto onorato di farlo con la Patria del Friuli, cercando di recuperare dagli archivi e dalle notizie più antiche di cui abbiamo conoscenza quelli che sono stati i terremoti che hanno devastato o che hanno segnato la storia delle nostre genti. E questa sera un po' li vediamo assieme, sarà una carrellata abbastanza veloce ma spero significativa, anche perché di quelle memorie noi non abbiamo traccia se non dentro gli archivi e le biblioteche storiche della nostra terra, che sono un patrimonio inestimabile. Una ce l'abbiamo a due passi e poi festeggeremo la chiusura dell'anno dei Lions proprio sotto la loggia della biblioteca. Vi dico, vi comunico, ma lo sapete bene anche voi, che è così, che aprire un faldone che ha 1000 anni di storia, oppure srotolare una pergamena che ha 600-700 anni, ti conferisce una straordinaria emozione. Perché? Perché dentro quelle carte, sotto quegli inchiostri, non c'è soltanto la documentazione, ma c'è voce, pianto, speranza, paura, idealità, utopia, i volti di persone che non sono entrate nei libri di storia. Qualche giorno fa ci ha lasciato un maestro incredibile, Carlo Ginzburg, che ci ha lasciati orfani, è stato uno dei grandi riscopritori della microstoria. E lui insegnava che, assieme anche a Tito Maniacco, no? Friulano, che scrisse I Senza Storia, raccontando la storia dei friulani e giocando con questa sorta di così contraddizione, no? Nessuno è senza storia, ma sottolineava e diceva Carlo Ginzburg che la storia dei piccoli è molto più interessante della storia dei grandi, perché generalmente i grandi fanno la storia con le guerre, le trincee, i bombardamenti, gli eserciti che passano. I piccoli si fanno intridere dalla storia, i piccoli ai quali appartengo anch'io ovviamente, no? Questa umanità minore. La storia siamo noi, diceva anche un altro grande poeta cantautore. E questa storia, la storia dei terremoti, è una storia sociale, una storia economica, una storia culturale. Il primo di cui abbiamo memoria, scritta, è del 998, quindi sono 2 anni prima dell'anno 1000, il 998. E ne abbiamo contezza per delle glosse che ci hanno lasciato i monaci
dell'abbazia di Corno di Rosazzo. Splendore, una meraviglia incredibile, non soltanto per il paesaggio. Voi vi avvicinate all'abbazia di Corno di Rosazzo, vedete i terrazzamenti, i vigneti, riuscite quasi a sentire, ancora a immaginare il canto gregoriano che si alzava da quelle aule sublimi. Loro, come buona parte dell'ordine di San Benedetto, ci hanno regalato frammenti di memoria importantissimi e ricordano che quell'anno, sotto il patriarcato di Giovanni IV, patriarca illuminato importante, il terremoto fu un terremoto, dicono loro, spaventoso, tanto da evocare la fine del mondo. 1000 e non più 1000, quelli erano gli anni. I 4 cavalieri dell'Apocalisse che galoppavano nell'oscurità e facevano molta paura, la peste, la morte, la fame, la guerra. E i segni che l'Anticristo disseminava nel mondo molto spesso si palesavano anche con il fragore dei terremoti, tanto che le erogazioni fino a qualche anno fa nelle nostre campagne andavano pregando, no? A fulgure et tempestate e a flagelo terremoti, no? Libera nos Domine. E quello fu un terremoto che prese tutta la Venezia, buona parte dell'Istria e anche Tolmino, e i monaci dicono che il demonio si vide galoppare sulle terre del Friuli. Che cosa accadde? Accadde che la risposta, perché questo è anche un po' il filo conduttore della nostra chiacchierata, fu una risposta che in qualche maniera è consonante da qui al 1976. Cioè le comunità si diedero da fare, i contadini, gli ordini monastici, gli ordini della Chiesa secolare, i cavalieri, gli ordini feudali, sotto la guida di uomini di grande levatura, di grande cultura. Non dimentichiamo che il patriarcato di Aquileia, che ancora non era uno Stato, non c'era ancora quel 3 di aprile del 1077, no? Nel 998, ma esisteva il patriarcato, esisteva come un'entità enorme, grandissima, la diocesi del patriarca di Aquileia, fondata prima del concilio di Nicea, prima del 525, era più grande di quella del vescovo di Roma, che poi si sarebbe chiamato Papa. Ogni tanto ce ne dimentichiamo. È una storia che è estremamente luminosa, estremamente importante. E un metropolita che riesce a gestire un territorio così grande riesce anche a mobilitare molto mani, merci, spostamento di uomini, di mezzi. Fu quell'anno un anno che dimostrò che gli uomini, pur nella loro finitudine, pur nella loro piccolezza, sono capaci di dare una risposta anche al male più profondo, perfino all'orco, a quell'orco là di cui le leggende già cominciavano a raccontare. E non è un caso, davvero non è un caso, che qualche anno dopo un patriarca davvero straordinario, quel Poppo von Treffen, Poppone di Treffen, decise che una risposta molto bella, molto importante, significativa, poteva essere quella di mettere mano alla facciata della straordinaria cattedrale basilica di Aquileia. Fece erigere quel campanile che ancora oggi per noi è un faro nella nebbia. Non so se vi è mai capitato di arrivare ad Aquileia in una giornata di febbraio oppure di gennaio, quelle giornate uggiose, nebbiose, in cui non si vede una punta dal naso, la fumate, no? Per Furlan. Quel campanile lì è come un faro che risplende, perché lo vedi, emerge dalle nebbie, ti permette di orientarti ed è una gran bella metafora. Quando perdi le costellazioni, quando tutto sembra buio, tutto sembra sparito, quando non hai punti di riferimento e quel terremoto lì deve aver creato davvero una sensazione di smarrimento profondo, la fine del mondo, 1000 non più 1000, costruire un campanile romanico possente, potente come quello, una colonna che unisce terra e cielo, deve aver conferito alle genti di questa nostra terra un senso di appartenenza, se volete anche di serenità. Ci fece dei danni, Poppone, perché distrusse parte dei mosaici importantissimi dell'Aula Nord, ma il mondo era così, no? Si riteneva che ciascuna generazione potesse unirsi alle altre in un cammino di arte, di bellezza e di meraviglia. 3 gennaio del 1117, fate un po' i calcoli, adesso non voglio, ma
C'è una media di circa, facendo una media tra un terremoto e l'altro, una cinquantina d'anni. Allora, 1117, il 3 di gennaio del 1117 parte, dicono ancora una volta le cronache monastiche, un fragore tremendo che comincia nel cuore dell'Europa, ad Augusta, nel cuore della Germania, e poi scende, attraversa tutta la Carinzia, prende Aquileia, Verona, Milano. Si dice che, i testimoni lo raccontano, i monaci lo scrivono, le onde della laguna di Venezia si siano alzate come un muro impressionante, inghiottendo tutti i paesi rivieraschi, alcuni dei quali scomparvero per sempre dalle carte geografiche, ma la Mocco esiste soltanto sulle carte geografiche, no? Esiste soltanto come memoria all'interno delle carte geografiche. Ancora una volta si evoca il diavolo. Sono gli anni in cui le presenze misteriose aleggiano assieme agli umani, si aprono varchi, che sono varchi misteriosi e spaventosi. Pare che nubi di fuoco si siano viste ardere sopra Gemona. Gemona è una costante nella storia dei terremoti, e una pioggia di sangue sia caduta sulla bella città di Cividale, che era anche la sede chiaramente del patriarcato, la sede patriarcale, quindi nubi di sangue, diavoli che corrono, galoppare di morte. Come risponde il patriarca dell'epoca? Ormai la patria del Friuli già esiste, il patriarca è anche principe, è un principe territoriale che deve obbedienza più che al Papa, all'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. E il feudo patriarchino è uno dei feudi più potenti in Europa. All'epoca patriarca è Vodalrico I di Eppenstein, e lui pensa di reagire in questo modo, e lo trovo splendido. Costruisce, incentiva la nascita di una rete di monasteri. E uno dice: a cosa servono i monasteri se c'è un terremoto? Ne nascono tanti, sotto il suo patriarcato, a seguito di questo terremoto del 1117. Ossiach, Stittich, ovviamente Moggio, la badia importantissima di Moggio Udinese, e perfino il capitolo di Cividale. Perché i monasteri? Quindi c'è un visionario, un folle, un pazzo. C'è un terremoto e tu costruisci una rete di monasteri, ma nel Medioevo i monasteri sono aziende ricche che gestiscono uomini, campi, terre, vigne, stalle, l'economia agro-silvopastorale, hanno biblioteche e scriptoria, mantengono la memoria delle genti, preservano la storia, impediscono l'anomia, la crisi di anomia, lo smarrimento. È la stessa cosa che poi avremmo fatto dopo il sisma del 6 maggio del 76, quando ci siamo resi conto davvero di avere una storia importante, di non essere dei senza storia. Quando cadendo abbiamo pensato: non possiamo mica permetterci di perdere Gemona, Venzone, Forgaria, le bellezze, gli affreschi, le cappelle votive, le chiese, la pietà popolare, ma anche le stalle, gli orti, l'architettura spontanea dei nostri paesi. Accadde la stessa cosa nel 1117. Riuscire a creare delle banche di memoria per evitare quella che a me piace chiamare, quando dialogo con le mie ragazze e i miei ragazzi a scuola, l'Alzheimer sociale. L'Alzheimer è una malattia terribile che ci impedisce di riconoscere alla fine le persone che amiamo, che ci stanno accanto, non riusciamo a riconoscere neanche il loro sorriso. Se è una malattia terribile individualmente presa, l'Alzheimer sociale, cioè la perdita di coscienza, la perdita di memoria di un'intera popolazione, è esiziale, è qualcosa che non si può sentire, perché crea degli smarrimenti, e sono degli smarrimenti molto forti. E poi 1222, qui abbiamo addirittura uno studio geologico fatto in Germania, grazie alle carte dei nostri archivi, che ha calcolato che quel terremoto lì del 1222 potesse essere dell'8° grado della scala Richter, non della scala Mercalli. La differenza, sapete, no? La scala Mercalli indica i danni, quindi può essere anche un terremoto di energia molto bassa che però fa dei danni altissimi. La scala Richter è una scala scientificamente provata. L'8° grado della scala Richter è un terremoto davvero spaventoso, potentissimo, ma in quel momento patriarca è Berthold von Andex, che è quel patriarca che regalerà al Friuli uno dei primi parlamenti della storia.
Noi studiamo, no? La Magna Carta Libertatum, il primo concistoro nella corona inglese, in cui c'era rappresentanza di cavalieri, gli ordini secolari, regolari, la contadinanza. Noi lo abbiamo avuto in Friuli, un Parlamento simile, grazie a questo patriarca, il quale era un po' furbetto, però. E allora, diciamo così, qualche secolo più tardi, Martin Lutero nel 1509 ebbe a dire, prima di affiggere nel 1517 le famose 95 tesi sulle porte della cattedrale di Wittenberg, ebbe a dire una cosa, nessuno si offenda. Ubicunque Deus est trinus, sed Romane Ecclesiae quattrinus. Cioè, ovunque Dio è trino, ma per la Chiesa romana è quattrino. Ma pesante come affermazione, d'altronde su quella si baserà buona parte anche, no, della riforma protestante. Beh, il buon patriarca Berthold von Andex, guarda caso, scopre tra le rovine del tempietto di Cividale, che crolla, che rovina in maniera spaventosa in quel sisma, una reliquia, ma una reliquia di una capacità salvifica portentosa, e fa la prima grande operazione di marketing territoriale, cioè bandisce una sorta di assoluzione generale per tutti i pellegrini che si recheranno a Cividale a onorare la reliquia miracolosamente emersa dalle macerie del terremoto, i quali avranno salva l'anima e godranno di indulgenza plenaria, come in un anno giubilare, è una cosa importante. Se io muoio da buon cristiano dopo essermi confessato, se il padre mi ha detto ego te absolvo, no? In nomine e tutta la formula, io non vado in paradiso, teologicamente parlando, perché il peccato mi è stato rimesso, ma mi rimane una macchia, e quella macchia deve essere scontata in purgatorio per un tot numero di anni. Ma se ho un'indulgenza plenaria, io quella macchia l'ho immediatamente risolta e quindi vado direttamente in paradiso. Vi immaginate la grande folla di pellegrini che arrivò a Cividale in quell'anno e negli anni successivi a venerare la reliquia? Era un mondo, il mondo medievale, che credeva nel potere taumaturgico, guaritivo, curativo, ma anche di protezione delle reliquie. Ci credevano. È noto, è notissimo, oggi a noi fa ridere, ma all'epoca non faceva ridere, il fatto che qualcuno riuscì a vendere il kit dei teschi di San Pietro, tutti, che erano rarissimi perché il teschio di San Pietro nell'anno della sua morte era abbastanza comune. Ma volete mettere, riuscire ad acquisire il teschio di San Pietro quando San Pietro aveva 3 anni? O il teschio di San Pietro quando ne aveva 12? Il teschio di San Pietro 33enne, come l'età di Cristo? Questo indulgenziere riuscì a vendere 24 teschi di San Pietro in diverse età della sua esistenza, in diverse età della sua vita. Ora, noi ci ridiamo sopra perché siamo donne e uomini del terzo millennio, crediamo che queste cose non possano essere né verosimili né credibili, ovviamente, no? Uno un teschio ha e se lo porta dietro per tutto il resto della sua vita. Ma chi vive inserito in un pensiero magico, come era il pensiero del Medioevo, ci crede. E quella reliquia lì permise a Cividale, pensate un po' voi, di essere completamente ristorata. Cividale venne ricostruita con le preghiere dei pellegrini che giungevano da tutta Europa proprio per venerare quel prodigioso ritrovamento a seguito di un terremoto. Non basta, però il patriarca comincia a dire forse Cividale non è tanto sicura, sarebbe il caso di spostare la sede amministrativa del patriarcato, e nota che proprio nel cuore del Friuli c'è una collina con un bel sway, si dice in friulano, no? Una sorta di stagno naturale ai suoi piedi. Quella collina si chiama Udine, è un piccolissimo borgo sperduto tra i campi, ma lui decide di trasformarlo nella futura capitale amministrativa del patriarcato. Udine, se nasce, esisteva già, Udine, abbiamo celebrato il millenario con il diploma di Ottone nel 982-983, però se nasce come centro amministrativo, commerciale,
Tra l'altro subito il patriarca dice che sarà un duty free, oggi lo chiameremo così, cioè i mercanti che arrivano a fare mercanzia a Udine non pagheranno tasse, arrivano dappertutto e fanno la grandezza di Udine. Il capitolo di monaci di Santo Dorico, vicino a Flaibano, metterà mano per costruire la facciata del Duomo e la torre del Duomo di Udine. Quindi da un terremoto una gran bella rivisitazione del mondo e anche una speranza per il futuro. E poi veloce, dal 1278 al 1279, quanti anni passano? Una manciata di mesi, ci sono almeno 15 terremoti, secondo gli Annales Foro Julienses, cioè le memorie che fanno parte di questa raccolta importantissima. Si dice che il terremoto sia arrivato quando i monaci pregavano l'ora del mattutino. Molto spesso trovate questi riferimenti nelle cronache, perché erano gli unici riferimenti temporali. Durante i vesperi, mentre le monache cantavano il mattutino, durante la cerimonia di conclusione delle preghiere della sera, tanto che in una glossa ho trovato forse è meglio pregare di meno, perché se il terremoto arriva ogni volta che i monaci e le monache pregano, forse pregare bisognerebbe prenderlo con una certa attenzione. Ma in quell'anno lì di terremoti c'è una figura che mi piace ricordare. Lo troviamo nel libro d'anime, il Catapan, di Cavalicco, ed è un tale Narducius de Cavalicco, che par furlan al sares Nardin di Chiavalì, sostanzialmente, il quale che cosa fa? È un contadino possidente, possiede diversi campi, se ne aliena 4, cioè vende 4 dei suoi campi per poter devolvere quello che ha guadagnato affinché chi non ha più la casa se la possa ricostruire. E questo lo trovo splendido, lo trovo bellissimo. Perché chi gliel'ha fatto fare? Nessuno. Avrebbe potuto pensare a se stesso, avrebbe potuto curare i suoi interessi, invece si aliena dei campi e li devolve a chi è meno fortunato di lui. Insomma, c'è un filo conduttore che porta al 6 maggio del 1976 a tutta quella solidarietà che chi ha memoria e vita per ricordarselo se lo può ricordare molto bene. E poi tanti altri, 1301, terremoto spaventoso all'alba e poi altre 3 scosse durante il pomeriggio quando i monaci cantano i vesperi. E arriviamo al 25 gennaio del 1348, anno orribile, perché noi abbiamo avuto il terremoto e poi è arrivata la peste nera, non ci siamo fatti mancare proprio, non ci siamo fatti mancare niente. Qui abbiamo una testimonianza interessante. Il Friuli cominciava ad essere terra molto ambita da mercanti toscani, soprattutto i mercanti che si occupavano di pelli, pellicce, quindi i pellicciai, i pellettieri e quelli che si occupavano di legno. Famiglie come Fantoni, i Fantoni, si insediano proprio intorno alla metà del 1300. E quindi abbiamo un testimone d'eccezione. E il testimone d'eccezione è Giovanni Villani, che è un grandissimo raccoglitore di novelle, non è all'altezza di Giovanni Boccaccio, ma insomma sono coevi, sono coetanei, e Giovanni Villani, proprio ad uso dei mercanti fiorentini e toscani che erano presenti nella nostra regione, ci racconta quel terremoto, ce lo racconta in maniera molto dettagliata. È una cronaca che è spaventosa, ci dice che la porta settentrionale di Sacile precipita a Udine, il palazzo patriarcale cade in terra, a San Daniele 1348 cade il castello, a Ragogna ben 2 torri della cinta muraria precipitano nel tagliamento con grande fragore, portandosi dietro buona parte delle case del borgo, tra l'altro dove abito io adesso. A Gemona il campanile si spezza a metà e si spezza a metà anche la grande statua di San Cristoforo, quella che è un miracolo di meraviglia e di bellezza. E poi cita nomi di paesi che non esisteranno più. Lemberg, Dorestein, Destrafit. Come dire, quel terremoto lì fu davvero un terremoto disastroso e quello che non fece il terremoto fece davvero la peste nera, che fu una peste spaventosa. In alcune località della nostra terra su 10 persone ne morirono 8, cioè vuol dire l'80% della mortalità. È una epidemia che arriva dalle steppe dell'Oriente, fa tana sul Mar Nero,
le navi genovesi caricano grano, il grano ai topi, e i topi sono il salto di specie, si direbbe oggi, no? Le pulci e i pidocchi. Fa scalo questa nave genovese a Bisanzio, e poi da Bisanzio a Tessalonica, poi da Tessalonica alla Sicilia, dalla Sicilia a Napoli, da Napoli a Genova, e la peste gira e galoppa per il mondo. Piccola notazione, anche questa abbastanza curiosa: dei due sopravvissuti, una era sicuramente una prostituta. E questo le cronache lo raccontano in maniera chiara. E sapete perché? Perché le prostitute, per gli statuti delle comunità, dovevano essere pulite. Già a partire dagli inizi del Trecento si obbligavano le meretrici a non prestare servizio, scusate il termine, per strada, ma farlo in case gestite dal comune, che riscuotevano regolarmente le tasse, e venivano sottoposte a indagine medica una volta alla settimana. Erano le più pulite della città. E chi è pulito non ha né pulci né pidocchi, e quindi non si prende la peste. Allora, se è vero, se davvero è vero, che su 10 persone ne morivano 8, e di queste 2 sopravvissute, una era una prostituta, beh, io credo che nell'albero genealogico di ciascuno di noi, insomma, per cui ogni tanto fatelo notare a chi ha un certo sussiego, no? Blasonato, potrebbe essere un atto di umiltà non da poco. Una considerazione: all'epoca, e sarebbe vissuto ancora per 2 anni, era patriarca Bertrando da San Genesio, uno dei patriarchi più grandi, uomo di grande fede, di grande carità e di grande sapienza. Per tenerle tutte assieme, ci sono cronache che dicono che fece erigere tendopoli nella pianura friulana per coloro che avevano perso le case, e distribuì migliaia di pasti per coloro che non avevano la possibilità di mangiare. È la protezione civile. Cioè noi potremmo dire che la protezione civile in Friuli nasce ben prima di quel 6 maggio del 76, che è la data ufficiale, ed è giusto che sia ascrivibile a quella data lì, ma c'è una profondità storica interessante. Nasce già nel 1348. E non basta, perché quel patriarca, che poi uccisero alla Richinvelda nel 6 giugno del 1350, con un omicidio politico che io paragono sempre a Capaci. La storia ogni tanto si ripete, no? Patriarca Bertrando tuonava contro i poteri forti, non era una persona molto amata dai poteri forti, e quindi lo hanno massacrato. Ma pensò di risolvere in parte anche la tragedia del terremoto con l'arte. Ha chiamato in Friuli Vitale da Bologna, che apparteneva alla scuola post-giottesca. Se voi guardate gli affreschi del Duomo di Spilimbergo, gli affreschi dell'abbazia di Sesto a Reghena, di Sesto in Silvis, se andate nel Duomo di Udine, vedete degli affreschi eseguiti da Vitale da Bologna e dalla sua scuola, che sono meravigliosi, sono bellissimi, con i santi, i patriarchi, i personaggi del Vangelo, che sono profondamente umanizzati, donne che potrebbero essere state incontrate lungo la strada degli orti e dei campi, donne e uomini che probabilmente venivano dalle classi sociali più basse, mercanti, contadini, artigiani, gente comune, i cui volti oggi continuano a sorridere dalle pitturate e affrescate pareti delle chiese più belle che abbiamo nella nostra regione. E anche questo è un suggerimento interessante, perché è come dire che la salvezza comincia dal basso, che la salvezza è un percorso che in qualche modo riguarda tutti, che non ci sono né blasoni né ricchezze, ma che la meraviglia dell'umanità è proprio questa comunanza di essere tutti figli e figlie di un unico Dio, cosa che ogni tanto, troppo anzi frequentemente, noi ci dimentichiamo. Piccola curiosità: l'abate commendatario di Sesto in Silvis oggi, che è Monsignor Stival, forse qualcuno di voi lo conosce, uomo di grandissima dottrina, di grandissima sapienza, ogni tanto lo trovate a pregare il rosario nelle aule oscure della Badia, e se in vena vi fa vedere alcune curiosità. C'è un affresco bellissimo della scuola di Vitale da Bologna che riprende un passaggio dei Vangeli apocrifi. Sapete che i Vangeli apocrifi sono quei Vangeli che la Chiesa non ha accettato,
ne ha accettati soltanto 4 e gli altri sono stati in qualche maniera scartati, ma sono interessantissimi. In uno di questi Vangeli apocrifi, quello attribuito a Maria Maddalena, scritto da Maria Maddalena, si racconta l'amore fortissimo tra Maria Maddalena e Gesù, che avrebbero avuto anche dei figli insieme e che avrebbero dato vita addirittura alla dinastia dei Merovingi, i sovrani francesi precedenti alla dinastia dei Carolingi. Dietro l'albero della vita, nell'abbazia di Sesto in Silvis, c'è una Maddalena bellissima, con una foltissima chioma di capelli rossi, con questo collo longilineo, con una treccia che viene raccolta, con un diadema, e dietro una tenda c'è Gesù che la spia. C'è Gesù che la guarda con occhi innamorati, con occhi umani, profondamente umani. Anche questo fa parte della storia delle nostre genti. Poi dopo ciascuno sceglie, ciascuno, no, ha la possibilità di eleggere il suo credo, però questa umanità, questa riscoperta dell'umanità è bellissima. 1403, 1451, 1455, 1471, tutti terremoti, uno peggiore dell'altro. 6 settembre del 1403, 22 febbraio del 1451, 3 febbraio del 1455, marzo del 1471. Insomma, come risponde il Friuli? Come risponde la nostra terra rispetto a tutta questa devastante realtà? Guarnerio d'Artegna. È una risposta. Secondo me è una risposta. La cultura. Nasce l'umanesimo in Friuli nel 1400. Ci sono figure splendide di umanisti che ci ricordano quello che i classici avevano insegnato e che il millennio medievale aveva in qualche maniera riletto, ma che gli umanisti riportano, e cioè il nostro tempo è qui e adesso, non altrove e non in un altro momento. Non abbiamo un'altra occasione. La nostra vita è un istante, è un battito di ciglia. Il futuro non c'è, non è ancora stato scritto e il passato non c'è più. Quello che a noi spetta vivere è il momento presente, è la grande lezione dei classici. E che cosa facciamo noi di questo momento presente? Lo sprechiamo, lo buttiamo via in sciocchezze. Quando è l'ultima volta che avete detto ti amo? L'ultima volta che avete abbracciato qualcuno? Adesso? L'ultima volta che avete deciso di telefonare ad un amico che non sentivate da troppo tempo? L'ultima volta che avete passato una serata in compagnia di chi vi vuole bene? Che avete nutrito un'idea, immaginato un'utopia, fatto un viaggio che non dovevate, che dovevate fare e avete rimandato da tempo? Perché non stappiamo la bottiglia migliore che se ne sta in cantina dicendo che la apriremo in una occasione speciale? Questa è l'occasione speciale, dice l'umanesimo leggendo il mondo antico. Questa è l'occasione speciale, è il tempo della vita e noi non possiamo sprecarlo. E allora da quei terremoti, da quei tanti terremoti, secondo me nasce anche questo piccolo miracolo, cioè richiamare l'attenzione al fatto che, essendo la vita finita, essendo la vita qualcosa di fugace, di prezioso e di raro, noi non possiamo permetterci di buttarla via. Dobbiamo essere capaci di suggerne il succo fino in fondo e di nobilitarlo fino in fondo, perché altrimenti commettiamo il più grave dei peccati. Rinunciamo a vivere. E poi 1511, ancora una volta, come nel 1348, prima, 27 gennaio, la Zoiba Grassa, tremenda rivoluzione, rivolta popolare, i contadini che si ribellano, Strumieri, Zamberlani, Venezia, le mire espansionistiche di Venezia, dall'altra parte l'impero, insomma un disastro, i castelli che vengono presi da mano contadina, la famiglia dei Savognàn che organizza assieme a tante altre e che trama nell'ombra, perché ovviamente filo veneziana ed è un'orgia di sangue, no? È un carnevale di sangue spaventoso, impressionante. Ma solo un mese dopo arriva il terremoto. Tra l'altro, piccola considerazione, quello che non fanno i contadini arrabbiati e affamati lo fa il terremoto. C'è un cartiglio che dice come i signori di San Daniele, ad un certo punto, per quel terremoto di inizio anno del 1511, videro arrivare i contadini in frotta e dissero: guarda che bravi che sono i nostri villici che vengono ad aiutarci a ricostruire il castello. Invece aiutarono il terremoto a buttarlo giù del tutto.
Quindi fu davvero una forza di ribellione estremamente potente. E 1511 quindi è una data assolutamente spaventosa da ricordare. La devastazione fu enorme, soprattutto per Giamona. Si perde quasi tutto, il dormitorio di Sant'Agnese, il monastero delle Clarisse, Santa Maria la Bella, una chiesa bellissima, a mezza montagna, non esisterà più, la chiesa di San Biagio, la torre delle Ore che cade, la spaccatura ancora una volta del monte Glemina, che ancora oggi si può vedere, quella è una ferita causata dal terremoto del 1511 e cosa che deve aver creato un'impressione enorme, l'acqua della Livenza che per la scossa torna indietro. Cioè il fiume che a un certo momento comincia a scorrere all'incontrario. Deve essere stata un'impressione, aver generato un'impressione davvero spaventosa. E poi i terremoti del 1700, 1726, 1776, 1788, 1789, 1790, è un disastro totale, è un disastro complessivo. Praticamente ogni anno. Questa volta patiscono moltissimo Poffabro, Sequals, Meduno, Tramonti. Nel 1788 Tolmezzo. La scossa è una scossa così potente che in un cielo terso, questo deve aver creato un senso quasi di meraviglia, un cielo terso, cristallino, siamo nel cuore dell'inverno, le montagne sono tutte ricoperte di neve, arriva l'urto del terremoto, la neve si alza dalle montagne e a Tolmezzo nevica con un cielo completamente libero e chiaro, per la potenza della neve alzata dalle montagne a motivo della scossa e della scossa del terremoto, veramente spaventoso. Linussio, che ormai aveva avviato la sua attività, ebbe dei danni incalcolabili, soprattutto con la scossa del 1790, 26 di gennaio. E poi ci sono i terremoti dell'Ottocento. E qui, allora, io non voglio fare l'austriacante. Ci sono 3 terremoti sotto l'Austria, quando il Friuli era ancora terra Austria e Ungheria, e 3 terremoti dopo il 1866, quando parte del Friuli, non tutto, parte del Friuli, entra a far parte del Regno d'Italia. Devo dire, e dobbiamo anche essere onesti nell'ammettere le cose, si parla anche di questione settentrionale, no? Non solo di questione meridionale, che i terremoti sotto l'Austria furono magistralmente condotti e seguiti da Vienna. Magistralmente. Mezzi, opportunità, agrimensori, che vuol dire sostanzialmente gli antenati dei geometri, ingegneri arrivarono dalle capitali dell'impero, da Vienna, da Lubiana, da Zagabria, da Praga, e misero a posto la situazione, giovandosi poi, e questo va detto, dei primi grandi funzionari che erano presenti fin nei più piccoli paesi, i preti. Perché sotto l'Austria il primo funzionario statale era il prete, che faceva il prete come curatore di anime, chiaramente, ma doveva anche rispondere all'autorità imperiale per molte cose, l'assistenza, la scuola, l'educazione, l'accoglienza. Chiaramente poi c'erano gli ispettori che arrivavano e vedevano se il prete aveva insegnato bene, però erano assolutamente presenti in ogni più piccolo villaggio, in ogni più piccola borgata e le cose andarono bene. Purtroppo nei 3 terremoti che caddero sotto il Regno d'Italia fu un disastro, ma un disastro completo. Un disastro completo, incuria, assolutamente mancanza di attenzione. Per esempio, il terremoto del 1873, ormai l'Italia è arrivata nel 1866, vi ricorderete l'Albergo Italia, da dove oggi c'è la sede moderna della Biblioteca Guarneriana, no? Alcuni ancora lo chiamano Albergo Italia. Si chiamò Albergo Italia perché arrivò Quintino Sella, 1866, rappresentante del re, e salutò i nuovi sudditi dicendo bravi friulesi. Cioè, non sapevano neanche come ci chiamavamo, sostanzialmente. Ma quel terremoto lì, il 29 giugno del 1873, fu del 10° grado della scala Mercalli. Terribile. 10° grado della scala Mercalli, qualche calcinaccio cade?
Beh, la Gazzetta Ufficiale esce, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, con queste parole. Scossa di rimarchevole intensità, essa però non produsse alcun danno sensibile, all'infuori di qualche screpolatura avvenuta in alcune muraglie. Non ci furono danni gravi per quanto ne sappiamo. Allora, quel per quanto ne sappiamo a me dà molto fastidio, perché il per quanto ne sappiamo è inaccettabile. È inaccettabile che chi amministra possa basarsi sul per quanto ne sappiamo. E il per quanto ne sappiamo era in realtà un 10° grado della scala Mercalli, cioè un disastro assoluto. Non è finita, mi avvio ormai verso la conclusione. 7 luglio 1908, ci avviciniamo, 5° grado della scala Richter. Questa volta c'è tutta la Valaupa che soffre tantissimo, e qui c'è una duplice azione. Pio X, santo per la Chiesa Cattolica, dà i soldi per ricoverare la chiesa di Dordolla, santo. Un santo dà i soldi per ricoverare la chiesa di Dordolla. Il sindaco, invece, di quel paese, assieme a tutta l'amministrazione, bussa casa per prendere farina di polenta, fagioli, tutto quello che poteva essere messo insieme per sfamare la popolazione che era rimasta davvero senza niente. E tutti coloro che abitavano nella valle seguono l'esempio del sindaco, cioè si danno da fare. Sono due modi distinti di agire. I santi ricoverano una chiesa a Dordolla, chi deve sporcarsi le mani, scusate io sono un po' di parte ma mi avete chiamato, la prossima volta non mi chiamerete, chi deve sporcarsi le mani va a bussare alle porte, mette la faccia, ritiene che sia più importante la legge dell'uomo della legge di Dio. Ed è una citazione del Vangelo. Lo diceva Gesù, non un terribile rivoluzionario, no? Questo accadde. E poi un altro, 1924, due terremoti nel 1924, uno il 12 maggio e l'altro il 12 di dicembre. E poi c'è l'Annus Horribilis, il 1928, Cavazzo, Verzenis, Tolmezzo, tutta la Val d'Arzino. Eh, Cosa che stringe il cuore, c'è una delegazione della Val d'Arzino, giusto? C'è una cosa che stringe il cuore: i migranti che avevano cominciato a migrare alla fine dell'Ottocento e che soprattutto in certe zone particolarmente dure, particolarmente difficili, che si videro spopolate dalla miglior parte della popolazione, beh, tornarono, e tornarono per aiutare quelli che avevano subito il terremoto nel 1928. E ci sono ancora memorie di questo, ed è bellissimo. Perché chi viveva in Argentina, chi lavorava come fornaciaio in Germania, chi si trovava già ormai nelle terre sperdute, lontanissime del Canada, investe tutto quello che ha per pagarsi il biglietto e per tornare a casa, per vedere quello che è successo e per mettere mano alla ricostruzione. E questo è un profilo altissimo di civiltà, perché vuol dire quello che gli inglesi oggi ripetono: I care, mi sta a cuore, non posso dimenticarmi di quelli che sono rimasti, perché là sono anche le mie radici, perché dentro i cimiteri ci sono i nomi della mia famiglia, e come faccio a lasciarli da soli? E io questo lo trovo bellissimo, bellissimo e molto importante. E poi i terremoti del 31, i terremoti del 36 e l'ultimo, di cui sarebbe anche interessante. Ho fatto diverse comunicazioni del genere e ben pochi hanno memoria di questo terremoto, ma è vicinissimo a quello del 76, il 26 aprile del 1959. Terremoto fortissimo, 9° grado della scala Mercalli e 5° grado della scala Richter. Però è come se fosse svaporato dalla nostra memoria di friulane e di friulani, perché poi è arrivato il 6 maggio del 1976. Ma quel terremoto lì è stato un terremoto talmente devastante, talmente forte, che venne istruita una commissione di geologi e di ingegneri che costruirono, misero insieme, redassero una eh, straordinaria comunicazione scientifica che voi potete ancora oggi scaricare dalla rete, e vi consiglio di farlo.
è gratuitamente scaricabile dalla rete, la potete scaricare da internet. I due responsabili, i due geologi responsabili dissero: sarebbe il caso di mettere mano quanto prima alla struttura delle case dell'architettura spontanea della nostra terra, perché da qui a qualche anno, e non passeranno tanti anni, tornerà un terremoto particolarmente forte e se non si farà niente ci saranno moltissimi morti. Non si fece niente. La relazione è puntuale, è precisa, è splendida, è perfetta, ma venne completamente disattesa. Nel giro di qualche anno, 6 maggio 1976, di cui non parliamo ovviamente, ma tiro semplicemente le conclusioni e vi ringrazio per la pazienza anche con questo caldo torrido. Cos'è che ha unito tutto? Cioè, se uno dovesse in qualche modo trarre un insegnamento, un profilo, una considerazione, intanto un forte orgoglio di appartenenza. Ogni tanto mi capita di dire, no? Noi friulani viviamo dentro un cratere. È il cratere sismico. Viviamo dentro un cratere da generazioni, da millenni. Viviamo dentro un cratere. E alle volte viene da chiedere, ma perché non ce ne andiamo via? Cioè, chi vivrebbe dentro un cratere? Perché se non è un cratere sismico, ma è un cratere di un vulcano. E a me viene da pensare a molte popolazioni degli atolli del Pacifico che vivono dentro il cratere di un vulcano, vivono su isole vulcaniche e non se ne vanno via. Sanno che prima o poi ritornerà il vulcano, tornerà a eruttare e ucciderà quasi tutti. Perché non se ne vanno via? Uno potrebbe dire andatevene via perché rimanete. E mi viene da pensare con Davide Maria Turoldo una cosa splendida. Tu non abbandoni la terra che abbraccia i tuoi morti, che sono i veri padroni della terra. Perché se tu abbandoni la terra dove hai sepolto i tuoi morti, tu abbandoni buona parte della tua memoria. Tu rimani lì dove sei nato, perché lì c'è la tua storia, anche se sei nato dentro un cratere, anche se sai che prima o poi tornerà, quello è il tuo luogo, dove sei nato e dove speri in qualche modo che qualcuno un giorno venga a pregare per te su di una zolla di terra. Perché? E chiudo davvero citando Davide Maria Turoldo, chi di no, i muars hanno si seppulissim, ma si semenin, perché si contadins. Qui da noi i morti non si seppelliscono, ma si seminano, perché siamo contadini. E quando tu semini qualcosa lo fai perché speri che un giorno possa fiorire in qualche modo, per una primavera che anche se tarda a venire, prima o poi fiorirà. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille. Grazie. Grazie a te, Grazie. veramente, Angelo. È incredibile come quando parli tu, Dormono. l'emozione, la concentrazione, anche il divertimento intellettuale, no? Proprio che ha vinta la sala. Io prima ho detto che Angelo Floramo è un po' un cantastorie girovago. Io credo che se lo studioso Floramo fosse disgiunto dal cantastorie Angelo, ci piaceresti meno di quanto Oh, ci grazie. piaci in realtà. Grazie. Grazie, grazie. 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 E noi ti ringraziamo naturalmente, come abbiamo già fatto tantissime volte, e visto che non lo vogliamo fare soltanto a parole, abbiamo pensato anche a un piccolo No, omaggio grazie. simbolico. Si tratta di una cosa, te la dico così poi ti viene più voglia Grazie. di scartarla. Si tratta di una cosa che mi ha immediatamente affascinato perché rappresenta una parabola perfetta del tuo ultimo libro, ma forse più in generale, diciamo, della tua opera di narratore e di studioso. Io credo che una delle tue più grandi qualità come studioso e come narratore sia quella di vedere sempre nel tragico anche il grottesco, cioè quello che
alla fine ci può anche fare ridere. L'orrore e la favola, come racconti nel tuo libro. E anche il terremoto, che non a caso nel tuo libro tu chiami la bestia. Come ogni tragedia, produce dei mostri. L'unico modo, il miglior modo che abbiamo per guardare ad un mostro senza essere sopraffatti dallo spavento è cercarne il lato grottesco. E allora andiamo un po' indietro negli anni. Nel 1679, che è un numero che è anche un anagramma del 1976, un violento terremoto colpì la Tuscia viterbese e tante persone che avevano vissuto quella tragedia raccontarono di aver visto una creatura orrenda, simile a un mostro marino, che usciva dalle viscere della terra. Johannes Zahn, un chiamiamolo scienziato ante litteram tedesco del XVII secolo, dedicò a questo mostro uscito dalla terra durante il terremoto della Tuscia del 1679, gli dedicò una tavola in un suo libro dal sapore un po' rinascimentale, cioè un compendio di tutte le cose notevoli che meritano di essere conosciute. E quella tavola è un disegno che poi si direbbe oggi è diventato iconico nella storia della zoofilia fantastica, delle scienze che studiano appunto i mostri, le anomalie, e noi te la regaliamo grazie, per ricordarti meraviglia, sempre che grazie, non c'è tragedia che grazie, non porti con sé qualcosa che di meraviglia, grottesco, di grazie, cui si possa perfino ridere per non essere grazie. schiacciati dalla paura. Ma lo apriamo però, Grazie. grazie, grazie Ecco, infinite, grazie grazie, ancora. grazie, grazie, grazie. Vuoi che lo apriamo? No, se lo vogliamo con calma. Lo apro. Grazie, grazie infinite, grazie, Grazie ancora. grazie, grazie a voi, grazie.